Festa della mamma e Papa Francesco a Regina Coeli ha rivolto un pensiero a tutte le madri del mondo ed è tornato in tempo di coronavirus ad invitare alla concordia i paesi dell'Unione Europea. Sentiamo Raffaele Fichera. Ieri, 70 anni fa. La seconda guerra mondiale era finita da poco, il continente provava a risollevarsi dal disastro. Un politico di professione, Robert Schuman, propose con una dichiarazione di creare una comunità del carbone e dell'acciaio, la CECA. Aderirono Francia, Italia, Germania occidentale, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Fu il primo vagito dell'Unione Europea. Bergoglio utilizza la ricorrenza di quel momento storico per sollecitare ad un'unione che vede minacciata. Lo spirito della dichiarazione Schuman non manchi di ispirare quanti hanno responsabilità nell'Unione Europea, chiamati ad affrontare in spirito di concordia e di collaborazione le conseguenze sociali ed economiche provocate dalla pandemia. Dall'Europa al Sahel, regione africana che il progetto Laudato Si Alberi prova a salvare dalla siccità. L'obiettivo è piantare nella regione del Sahel almeno 1 milione di alberi. Infine un pensiero senza confini geografici. Oggi in tanti paesi si celebra la festa della mamma. Voglio ricordare con gratitudine e affetto tutte le mamme, affidandole alla protezione di Maria. La notte del 10 maggio del